Alla cerimonia inaugurale del 24esimo congresso nazionale AIOM sono stati assegnati i premi per alcuni nostri migliori ricercatori. Il premio Molteni è andato a Antonella Gagliano dell'Istituto Oncologico Veneto. Antonella, perché? Allora, il nostro lavoro raccoglie l'esperienza di 7 anni dell'attività dell'ambulatorio multidisciplinare di cure simultanee, che è un ambulatorio innovativo creato nel nostro istituto, l'Istituto Oncologico Veneto, dal 2014 e che prevede la presenza congiunta dell'oncologo e del team di cure palliative che valutano il paziente nell'ambito del percorso di cure oncologiche per valutare tutti i bisogni che si affacciano con l'affacciarsi della malattia oncologica. In questo modo, diciamo, è possibile un più precoce approccio alle cure palliative precoci in linea con quelle che sono le raccomandazioni delle linee guida internazionali delle principali società scientifiche. A partire dall'ambulatorio poi vengono attivati tutti i supporti necessari sulla base dei bisogni individuati del paziente. E quali sono i vantaggi concreti proprio per il paziente, in termini di qualità di vita? I vantaggi concreti sono in termini di qualità di vita perché il paziente trova la risposta a tutti i bisogni che si affacciano appunto con la malattia, quindi psicologici, spirituali, nutrizionali in termini diciamo più ampi si traduce anche in una migliore qualità della vita ma anche in una minore aggressività con i trattamenti a fine vita. Bravissimo Antonella.